Assessore Marco Vullo, ci sono buone novità, in arrivo diversi finanziamenti nel settore della solidarietà sociale per quelle famiglie bisognose. Ecco, sinteticamente diamo questa prima informazione. Abbiamo due informazioni importanti da dare. La prima si chiama Fondazione Terzo Pilastro, a cui va il nostro ringraziamento mio personale ma di tutta l'amministrazione per l'ulteriore donazione che il professor Emanuele Di Emanuele ci ha fatto pervenire di 100.000 euro e quindi ci ha dato l'opportunità di erogare ulteriori 100.000 euro in buoni spesa a tutte quelle famiglie che già nella prima tornata non l'avevano ricevuto. Quindi grazie alla graduatoria che si era formata in quel tempo, nella giornata di mercoledì di questa settimana il Comune di Agrigento erogherà in forma elettronica dei buoni spese che arriveranno nei cellulari delle persone aventi diritto e potranno in questo modo andare negli esercenti commerciali che hanno la convenzione con il Comune e poter fare la spesa. Quindi il nostro ringraziamento va alla Fondazione Terzo Pilastro, che ancora una volta dimostra una grande sensibilità nei confronti delle amministrazioni comunali e della città di Agrigento. Ulteriore novità è invece l'avviso che il Comune di Agrigento sta predisponendo a far fronte dei buoni spesa regionali, che è un ulteriore tranche di finanziamento che dobbiamo erogare, ben 353.000 euro. Giorno 4 agosto e fino al 20 di agosto di questo mese è possibile presentare le istanze per quanto riguarda i buoni spesa regionali. Vi ricordo che l'istanza può essere presentata solo attraverso l'inserimento dei dati anagrafici all'interno della piattaforma telematica Social Bonus. Una volta completata la registrazione occorre stampare il modulo, firmare, allegare il documento di riconoscimento e presentarla presso gli uffici del Comune di Agrigento, dove verrà messo il protocollo. Ma una cosa importante da dire è che i cittadini che non hanno l'opportunità o la possibilità di poter avere un computer, di potersi compilare l'istanza, il Comune di Agrigento metterà a disposizione delle postazioni, degli sportelli dedicati, grazie alla presenza degli assistenti sociali che all'interno dei locali del piano terra di Palazzo di Città aiuteranno le persone nella compilazione e nella presentazione. Oltre a questo abbiamo anche l'aiuto e la sensibilità a cui va il nostro ringraziamento, il mio personale ringraziamento ai volontari di strada che metteranno a disposizione la propria sede nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12, dove anche lì si darà l'opportunità e l'aiuto alle persone che non hanno la competenza per potersi fare l'istanza o magari non hanno lo strumento elettronico, per poter arrivare anche loro a poterla presentare senza nessun fastidio. Questa è una importante iniziativa del Comune di Agrigento, dopo tutta una serie di difficoltà che abbiamo avuto in questi ultimi mesi. Finalmente oggi si sbloccano le somme e daremo senza ombra di dubbio respiro a questo tessuto sociale della comunità agrigentina, che oggi soffre anche la difficoltà della pandemia, anche la difficoltà del lavoro. I numeri della povertà sono in crescita, però speriamo, grazie a questo intervento regionale e grazie all'intervento della Fondazione Terzo Pilastro, di poter dare un po' di respiro, un po' di sollievo alle famiglie che hanno la necessità di poter fare la spesa e quindi di acquistare i beni di prima necessità. Quindi ultima scadenza, ricordiamolo, il tutto entro? Il 20 di agosto alle ore 12 scade la presentazione delle domande per quanto riguarda l'avviso regionale per i buoni spesa regionali.